pranzo d'ingresso è giunta l'ora al numero 147. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscerete il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, parola verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che siamo perfetti nell'unità, e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore che tutto e tutti benedice con voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre di infinita tenerezza, guardi la nostra debolezza. Stendi la tua mano potente a nostra protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe
Padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Mostrami, Signore, la tua via. La tua via. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Mostrami, Signore, la tua via. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Mostrami, Signore, la tua via. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore è con voi. Al Vangelo secondo Luca. Allora Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto. C'era una numerosa folla di pubblicani ed altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano: come mai mangiate e bevete insieme a pubblicani e peccatori? Rispose Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma peccatori, così che si convertano. Parola del Signore. Il cuore del percorso quaresimale è proprio la conversione. Conversione vuol dire aprire il cuore a Dio, innamorarsi di Gesù, innamorarsi del suo messaggio che segue la linea dei profeti, e i profeti richiamano alla giustizia. Vuol dire volere il bene dell'altro, del povero, dell'oppresso, del bisognoso, in tutti i sensi. Quando nei salmi sentiamo Dio ama i giusti, ma è proprio vero? Dio ama tutti. Ma veramente amiamo tutti? Amare è un termine enorme. Saremmo disposti a dare la vita anche per la persona più antipatica. Il Signore ama i peccatori e vuole il loro bene. Non aspetta
aspetta il giudizio finale per distruggerli, perché Dio non distrugge nessuno. Quindi Gesù si è formato a questa scuola di profeti, una corrente di pensiero che lo ha ispirato anche il modo di rapportarsi con gli altri. Il rifiuto poi dell'ipocrisia. Dice Isaia, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, se aprirai il tuo cuore all'affamato, allora brillerà tra le tenebre la tua luce. Servire Dio significa amare. Isaia lo aveva già annunciato, l'abbiamo sentito ieri. Non è forse questo il digiuno che voglio? Scegliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni gioco. E sente pulsare il cuore di un mondo diverso, di un mondo grande, bello. È il regno di Dio. E si sta bene, pur in mezzo a tribolazione, si sta bene. Perché così fa Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sacrificio di lode, Padre, purifica e rinnova, così che tutti i nostri pensieri e le nostre azioni siano conforme a te, per Cristo nostro Signore.
Signore con voi. In alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Ogni anno doni i tuoi figli di prepararsi con gioia nella celebrazione della Pasqua, così assidui nella preghiera e nelle opere di bene, attingono i misteri della redenzione, la pienezza della vita, per Cristo nostro Salvatore. Per questo ti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché di il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi segni della tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci faccia un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri e i diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconoscenti, preghiamo. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua come il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. Tu liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni, e per tua bontà vivremo sempre, liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace, perché questa è la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore. Chi ci separerà dalla tribolazione? Forse la spada, né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo, Signore. Chi ci separerà dalla sua pace? La persecuzione, forse il dolore, nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi.
Preghiamo. Nella tua bontà, Padre, tu soccorri questo tuo popolo e tutti i tuoi figli, perché non siano sopraffatti dai pericoli coloro che ami. Per Cristo nostro Signore. Signore è con voi. Vi benedice Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie al Signore. Andiamo. 6. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creator. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno diritto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore, Lui solo